la magia della bicicletta si compone di diversi fattori. C'è la componente fisica, cioè cercare di superare costantemente i propri limiti, anche quando si è superata la quarantina o quando la si sta per raggiungere, come nel mio caso. Ma poi l'altro aspetto fantastico è quello di scoprire panorami, paesaggi e perle ambientali che sono sconosciute. Nel mio caso, pur essendo d'Arzachena, io non ero mai stato qua. Questa è, dicevo, località Matteu. Qua siamo sopra Micaluso, sopra Cannigione. Questo è il famoso Monte di Ioglio. E in lontananza, anche se la giornata è un tantino fosca, vediamo anche l'abitato di Arzachena. Ed è, vi posso assicurare, uno spettacolo impareggiabile, anche perché siamo a marzo, quindi sta iniziando a fiorire la ginestra e ci sono le prime mimose, quindi la natura sta esplodendo, per quanto siamo ancora in un clima tipicamente invernale, e la tramontana che sentite lo dimostra. Comunque veramente un bellissimo spettacolo. Adesso torniamo verso Arzachena.